Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati. Come sempre puntuali siamo con lo SPI-CGIL. Questa volta approfondiamo un tema che è trasversale, non riguarda soltanto i pensionati, le pensionate, le persone anziane, riguarda una questione di genere. Perché? Perché parliamo della violenza perpetrata nei confronti delle donne da parte di uomini consapevoli e inconsapevoli che hanno certi atteggiamenti che poi risultano dannosi, pericolosi e soprattutto danno vita a situazioni di grande difficoltà di convivenza familiare. Tante volte si manifestano anche in famiglie dove ci sono persone anziane, perché? Perché è un'abitudine di vita. Ma insomma, per approfondire questo tema, vedendolo da un'altra ottica, sotto un punto di vista diverso, senza dire di fare outing perché poverini non c'entrano proprio per nulla, ma anzi è encomiabile la loro presenza, abbiamo qui in studio, mi piacerebbe avere Daniele Tronco, segretario generale dello SPI-CGIL Metropolitano di Venezia, ben ritornato qui con noi, segretario. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, quindi abbiamo l'occasione. E Alessandro Chiavelli, segretario generale dello SPI-CGIL di Padova, ben arrivato anche a lei, ben ritornato, buongiorno. Segretario. Allora, con chi di voi posso incominciare un po' per capire perché la provocazione, cari uomini, abbiamo un problema, è in realtà diciamo così, non è un claim, però voi l'avete utilizzato anche per fare un grande richiamo ad analizzare una situazione dal punto di vista degli uomini stessi. Ovvero che cosa? Ma comincio io? Sì, tanto dopo l'uno o l'altro. Allora, questa è un'iniziativa pensata e nata da CGIL e CISL e UIL dei pensionati a livello nazionale e che poi ovviamente ha avuto gli sviluppi sul territorio. Noi il giorno 8 sia a Padova che a Venezia abbiamo indetto delle manifestazioni, dei sit-in di fronte, nel caso di Padova, il Palazzo Moroni, per, come dire, rappresentare e presentare questo progetto che è visto dalla parte degli uomini. Cioè il titolo, come diceva lei, cari uomini abbiamo un problema, nasce dal ragionamento e dalla consapevolezza che la violenza sulle donne la fanno gli uomini. E quindi che dovevamo essere noi per primi e dobbiamo essere noi per primi a considerare questo un nostro problema, anzi il nostro problema, e quindi cominciare un ragionamento che comunque sul quale avevamo già discusso in passato, sul quale insomma da molti anni la CGIL, in questo caso lo SPI, che lo SPI affronta in maniera profonda e seria, ma che oggi insomma, noi portiamo ancora di più all'esterno attraverso queste iniziative e attraverso una raccolta di firme indirizzata agli uomini, proprio per creare la consapevolezza e creare la cultura rispetto a questo problema, che è un problema enorme. Assolutamente. Segretario, accennava il discorso di cultura. È un fattore culturale che secondo lei c'è ancora, è radicato ancora anche nei giovani. Tra l'altro lei è papà di due adolescenti, per cui affronta queste questioni toccando con mano con i suoi figli, con gli amici dei suoi figli, quindi non solo da responsabile di una segreteria dove ci sono tanti anziani che afferiscono con certe problematiche anche di carattere familiare, certi comportamenti magari radicati, e quindi si continua a perpetrare trasversalmente al di là delle fasce di età, oppure tende un po' a relegarsi a una certa educazione? Sì, dopo gliela giro anche a lei, certo. Diciamo che c'è lo vediamo praticamente quotidianamente, un'evoluzione molto preoccupante di alcuni fenomeni, insomma, che erano pur presenti anche per il passato, ma che ora vediamo in modo che esplodono in varie parti della nostra società. C'è una cultura della violenza, risse tra giovani, aggressioni. Noi registriamo, questo ce lo dice la polizia in provincia di Venezia, ma anche in Venezia centro storico, aggressioni gratuite a persone mediamente anziani che vengono, oppure anche risse proprio organizzate su internet tra bande che scatenano, diciamo, questa violenza. Questo è un tema più generale, ovviamente, che va oltre le tematiche che abbiamo affrontato in questo, però con c'è questa l'elemento della iniziativa. violenza. C'è un incremento
molto probabilmente anche determinato da questa situazione pandemica, cioè gente chiusa in casa, scarsi rapporti sociali, insomma. Questo tipo, noi abbiamo fatto recentemente un convegno dove abbiamo cercato di mettere assieme degli specialisti che affrontassero il rapporto tra pandemia, violenza domestica e ludopatia e dipendenza da gioco. Diciamo che non sono emersi elementi statisticamente rilevabili, però sono emersi, e lo vediamo proprio anche in queste ore, fatti molto concreti, cioè dove prima nelle famiglie c'era un rapporto malato tra uomo e donna, tra i componenti della famiglia, in questo contesto pandemico questi elementi sono esplosi. Forse per questo, anche per questo è importante un'azione di responsabilizzazione degli uomini su questo tema, come si fa? Perché si può uscire da questa situazione sicuramente non chiudendosi, cioè non affrontando il tema. Ci sono gruppi di uomini che si organizzano. Sempre in questo contesto noi abbiamo anche coinvolto l'associazione di Montebelluna che affronta questo tema anche da un punto di vista, diciamo, proprio molto concreto, di dare una mano a queste persone che si sentono, diciamo, coinvolte. Noi a Venezia abbiamo già nel novembre del 2019 organizzato un paio di iniziative, una pubblica, insomma una manifestazione in occasione del 25 novembre, una cosa che abbiamo chiamato Spiantiamola, e che aveva proprio al centro l'azione degli uomini contro la violenza alle donne, per sempre sollecitare, diciamo. Ma in che modo siete riusciti ad attuare tipo questa iniziativa? In che cosa consisteva? Quindi, perché voi di solito riuscite a trovare degli esperti, riuscite a in qualche modo... La nostra è un'organizzazione di massa che coinvolge migliaia di persone, a partire dai nostri uffici, dai nostri recapiti. Veniamo a contatto con migliaia di persone. Adesso c'è un po' di complicazioni legate alla pandemia, quindi anche noi, però vediamo che i nostri uffici vengono... Quindi siamo partiti intanto dal responsabilizzare e dare, insomma, un'informazione anche ai nostri collaboratori che questo è un problema che può anche affacciarsi nel rapporto che abbiamo con le persone nelle nostre sedi. Cioè, se arriva una donna che ha un problema, bisogna capire come approcciare questo problema, chi interessare nei servizi sociali, perché molte volte il grido di allarme che si percepisce anche nell'azione quotidiana, bisogna non girarsi dall'altra parte e capire che c'è un problema, e diciamo che questo lo possiamo svolgere alzando l'attenzione su queste problematiche a partire dagli uomini, che sono, diciamo, poi il motivo principale per cui, insomma, certo, abbiamo fatto questa azione, insomma, significativa, insomma. Allora, la stessa questione, le giro anche a lei, un attimo solo che c'è un messaggio. In generale, chi usa la violenza penso che dimostri tutta la sua debolezza anziché forza, anche nel caso di violenza sulle donne da parte di uomini. Io penso che molti uomini siano psicologicamente molto deboli e per questo cercano di prevaricare la propria partner con la violenza fisica, perché non sanno fare altrimenti. Volete commentare? Penso che non ci sia nulla da obiettare rispetto a questo tipo di considerazione. Tornando alla questione un po' stessa che diceva il segretario. No, ma io allora intanto vi vorrei sottolineare questo, che la sua domanda, innanzitutto io ritengo che la violenza sulle donne sia
trasversale da parte degli uomini, trasversale sia dal punto di vista culturale ed economico, quindi non riguarda una determinata fascia di età o un determinato ceto sociale. Purtroppo l'abbiamo visto. E questo è il primo elemento, come dire, che è utile sottolineare. Dall'altra parte io ritengo utile anche dire che la violenza fisica, che è la parte più sconvolgente, la parte più drammatica, è la punta dell'iceberg rispetto alle violenze che si fanno alle donne. Ovviamente quella fisica è quella che poi come dire, emerge e trova spazio nella stampa, nelle televisioni e nei giornali, e noi cerchiamo anche di sollecitare gli uomini e tentiamo di far cultura non solo proprio per renderli consapevoli, ma noi cerchiamo anche di discutere di questo argomento perché la mia paura, la nostra sensazione e paura è che questo tipo di violenza che leggiamo sui giornali passi come una notizia normale, come una delle tante notizie alle quali in qualche maniera stiamo facendo una specie di abitudine, e questo non deve succedere. Dall'altra parte la violenza è una violenza più complessa, è la violenza psicologica, è la violenza nella coppia, nella famiglia, è la violenza nei luoghi di lavoro, che passa attraverso tante dinamiche, che non è solamente appunto violenza fisica, è anche violenza quando per esempio una donna viene pagata meno, quando una donna si chiede molto di più retribuendola meno, cioè ci sono tante tipologie di violenza, quindi noi vorremmo sicuramente, ci si concentra in primis su quella fisica, che è quella più, come dire, impattante e più sconvolgente, ma poi c'è anche da ragionare, e dobbiamo farlo con gli uomini, rispetto a tutto il resto che noi consideriamo violenza, che quotidianamente viene perpetrata nei confronti delle donne. Assolutamente, leggo anche il messaggio che è arrivato poco fa, vediamo un attimo se lo possiamo rimettere in onda. Allora, cari sindacati, voi fate bene a muovervi con iniziative e altro, ma il problema spesso è all'interno delle famiglie, che educano ancora con distinzione fra maschi e femmine. Un altro messaggio ancora: dall'inizio di questa pandemia il problema di violenza domestica è diventato un dramma, ma non solo questa, anche suicidi, e nessuno ne parla. E quello che non se ne parla è perché non si vuole un po' fomentare nuovamente questi atti autolesionistici. Ci sia un rapporto tra violenza... Quello che dicevo prima, un po' l'educazione, no? Che c'è ancora... Che sia un rapporto tra violenza e pandemia, questo mi sembra scontato. Crea delle nevrosi la pandemia. E forse, diciamo, bisognerebbe che anche gli organismi preposti, penso ai consultori, ai centri antiviolenza, che dove funzionano, purtroppo non funzionano dappertutto, cioè perché non dappertutto la struttura risponde in modo efficace su questo tema. Questa prima considerazione, perché siamo rimasti anche, bisogna dire, inascoltati, perché poi alla fine bisogna fare i conti anche con il fatto che la pandemia, ripeto, ha messo in evidenza un dato che già era presente, perché ricordiamoci che negli anni scorsi la violenza sulle donne era tra i più alti. In Italia abbiamo un livello tra i più alti al mondo di violenza, che non è solo il femminicidio. No, sono, come diceva anche il segretario. Poi c'è tutto un tema legato alle discriminazioni in ambito lavorativo, e di questi giorni la notizia di quella pallavolista che non gli è stato rinnovato in Italia. Perché ha detto che voleva diventare madre. Cioè, voi pensate, cioè, siamo a livelli veramente, uno direbbe incredibili, però succedono, quindi bisogna crederci, insomma. No, assolutamente. Poi, quindi questa cosa. E ripeto, poi abbiamo tutto il tema della risposta che il sistema pubblico deve dare su questi argomenti. Noi abbiamo avuto a Venezia un caso di una signora che aveva evidenziato questo problema e gli era già stata assegnata
una destinazione eccetera, ma a causa del Covid, a causa dei ritardi non si era concretizzata, e nel frattempo il marito ha portato a compimento l'omicidio della signora. Questo ci deve anche interrogare sulla risposta che siamo in grado di dare. Ma anche la collettività stessa, no? Fare in qualche modo sistema, perché tante volte queste persone, queste donne si sentono isolate. Proprio bisogna trasmettere l'idea che c'è la possibilità di intervenire, che non si è soli. E anche dove ci sono degli uomini, una delle cose che penso vada messa in evidenza è che bisogna dire anche agli uomini che si rendono conto che hanno questo problema, che possono affrontarlo anche da un punto di vista di sostegno medico, di sostegno delle strutture, che non sono moltissime, ma ci sono strutture che possono intervenire e dare una mano in questo contesto. Questa è un'altra cosa importante. Perché sì, non basta solo denunciare, ecco, perché la denuncia di solito avviene a fatti avvenuti. Certo, bisognerebbe prevenire anche e curare, come diceva appunto lei segretario, cercare di curare. Parliamo ancora di questo con i nostri ospiti, voi scrivete pure, oppure se dovete mandarci altri messaggi, un attimo solo che arriva il messaggio, poi andiamo in pubblicità. Allora, la donna viene violentata quotidianamente in qualsiasi posto, luogo, ambiente, magari nell'immaginario della gente si pensa a quella fisica, ma ci sono molti modi più o meno invasivi, fino ad arrivare a quello che ti squadra dalla testa ai piedi e tu percepisci chiaramente i suoi pensieri. Allora, riflettiamo su questo, poi lo commentiamo insieme e poi vabbè, parleremo anche della violenza sul web. Tante persone sono state oggetto di stalking, sono oggetto di stalking, di continui invasioni della propria privacy. Dopo la pubblicità.